Presidente, per cortesia. Lui stasera è venuto qui, è tornato qui a trovarci Lucio Chiavegato. Sì. Si vuole alzare, tanto so che è già microfonato. Ve lo ricordate? Lucio Chiavegato è un imprenditore veneto, presidente della Life. È stato in carcere per quanti giorni? 17 giorni. 17 giorni. L'accusa era eversione, terrorismo, incitazione alla violenza. A qualcuno degli altri sono state trovate delle armi, come mai l'hanno scarcerata poi? Non sono state trovate armi da nessuno, c'era un cacciatore che aveva le armi e uno che aveva tiro a segno. C'era un carro armato, diciamo, un po' artigianale. Un tanco. Artigianale, Ma la situazione è che intanto specifichiamo che se esiste la mafia, se esiste la corruzione in Italia è perché i magistrati sono troppo impegnati a correre dietro ai veneti rivoltosi come noi, perché sono 2 anni che ci stanno intercettando, non so quanti milioni di euro avranno speso per ascoltare gli stessi discorsi che ho fatto fuori anche prima con un signore di Roma che ha detto che i politici, siamo stufi dei politici, qualcuno invoca la forca, qualcuno le fucilazioni, ma sono discorsi che ai bar si fanno tutti quanti. Quindi i magistrati sono troppo impegnati per correre dietro a questi veneti rivoltosi che sarebbero un po' stufi di continuare a pagare le tasse per sapere che poi le nostre tasse vanno buttate via con questi costi e sprechi continui. Expo 2015, abbiamo visto i campionati mondiali di nuoto, abbiamo visto le Olimpiadi invernali di Torino, abbiamo visto Italia 90, ne abbiamo viste tutte, non è cambiato nulla, sono 20 anni che ci vengono proposte. Sì, ci vengono proposte, adesso abbiamo i giovani, io dico sì, sarete anche giovani, però siete stati sempre con le stesse squadre, non ho mai sentito uno di voi giovani che abbia detto quel mio vecchio leader lì sarebbe che andasse in galera. Però se questo è il rinnovamento, noi siamo stufi. Ma lei si associa alla rabbia di Grillo in qualche modo? Ma guardi, noi siamo oltre perché io non credo al nuovo Renzi, intanto specifichiamo che è il terzo governo, che noi popolo non veniamo nemmeno chiamati a dire vi piace o non vi piace, cioè strappiamo le schede elettorali, i governi fateli voi ogni 6 mesi, 8 mesi, noi non c'entriamo più nulla, siamo solo carne da macello, noi non so cosa siamo, ci chiamate per le europee, noi non votiamo più, avete fatto 3 governi tecnici, questo è l'ennesimo governo tecnico di promesse, continue promesse, aspettate, state buoni che cambieremo, non può cambiare, questo paese qua è già fallito. Questo paese però un po' di tempo ora dico un po' di tempo ci vuole, uno può pensarla in un modo o nell'altro su Matteo Renzi, però diciamo a un Presidente del Consiglio si concedono alcuni mesi per vedere quello che è capace di fare. Vero, io non sono un economista, però faccio i conti, come ci sono le casalinghe che fanno i conti, qua continuiamo a fare i conti con i soldi degli altri, le aziende hanno chiuso, siamo in piena crisi, aziende che scappano via, che vanno in Austria, in Svizzera, in Slovenia, dalle altre parti, io parlo del nord, la locomotiva, Renzi ci ha detto il Veneto torni a fare la locomotiva d'Italia, io rispondo a Renzi, noi vorremmo fare il vagone ristorante, perché siamo stufi di continuare a fare la locomotiva e spalare carbone, perché poi i nostri soldi, il nostro sudore vada buttato in queste cose, è una vergogna, la gente non è scema. Accendiamo la TV, vediamo cosa succede, scambi di voti, politici che vengono trovati con le mani nella marmellata tutti i giorni, questa è l'Italia, irrecuperabile. Secondo lei però, lei è un imprenditore, no? Sì. Secondo lei gli imprenditori sono, l'ho chiesto a Di Caterina all'inizio della trasmissione, più complici o più vittime di questo sistema? Ma guardi, ci sono allora, intanto... Gli italiani insomma hanno fatto tutto per combattere quello, perché noi accusiamo sempre la politica, ma poi noi che cosa abbiamo fatto? Guardi, premesso che io sono 20 anni che combatto questo sistema qua con i liberi imprenditori federalisti europei, ho sempre detto che quando uno paga una tangente è colpevole come quello che la prende, questo a scanso di tutto, perché ci sono i furbi che lavorano con questo e ci sono i furbi che invece, o le persone oneste che dicono io non ti pago, io ho fatto trasferire un direttore dell'ufficio IVA nel lontano 98 perché lo chiamavano mister 10%, non ho fatto nulla, sono andato là e l'ho incastrato perché io non pago niente, visto questi favori qua, però non tutti fanno questo, è vero. Però è ora di finirla, perché la corruzione c'è, abbiamo visto ieri anche il maresciallo dell'aeronautica che ha preso i giorni di malattia per andare a fare un concorso, cioè
Siamo stufi di queste cose qua. Lei continuerà a fare la secessione, a tentare la secessione veneta? No, non facciamo la secessione, noi siamo per l'indipendenza. A questo punto è meglio che ognuno, la Sicilia, la Sardegna, ognuno si arrangi, perché le risorse ci sono, però le stiamo dando a queste persone incapaci che le stanno sprecando e basta. Non sono molto d'accordo con le sue posizioni, ma sono molto contento che lei sia un uomo libero, perché onestamente l'arresto suo e degli altri, diciamo, in quella retata contro i secessionisti aveva qualche cosa di ridicolo, onestamente.